Perché Coldiretti si riunisce oggi qui al Salone del Grano della Camera di Commercio di Rovigo? Oggi Coldiretti Rovigo, come tutte le altre 96 federazioni in tutta Italia, si riuniscono in questa giornata per celebrare 80 anni di istituzione di questa grande organizzazione. A Rovigo sono 80 anni più qualcun altro perché siamo nati nel 1919, ma è l'occasione per rimarcare a livello nazionale l'importanza dell'organizzazione di categorie per difendere un settore strategico per il nostro Paese, quello agricolo, che oggi è diventato agroalimentare, è diventato turismo, è diventato tutta una serie di sfaccettature che grazie al lavoro della nostra organizzazione ha potuto assumere nel corso degli ultimi decenni una serie di valori aggiunti per mettere a disposizione delle aziende e renderle così multifunzionali e aperte al futuro, per produrre qualità, per produrre cibo e per produrre una qualità di prodotti agroalimentari che oggi vogliamo difendere ancora di più in Italia e in Europa da quelli che sono falsi made in Italy, da quelli che sono prodotti che in qualche modo si rifacciano al made in Italy ma che di materia prima sono di provenienza estera e che il branding lo ci ha dimostrato è ancora oggi una tematica assolutamente attuale. Quindi chiediamo all'Europa e al nostro Paese nuove norme a tutela delle nostre produzioni, a tutela dei cittadini e dei consumatori e soprattutto della salute di tutti noi perché siamo quello che mangiamo.